che tra noi, almeno addetti ai lavori, ci siamo sentiti ripetere parecchie volte. Uno dei segnali che a me preme lanciare in questa sede è che a distanza ormai di vari decenni, perché purtroppo per motivi anagrafici seguo queste tematiche da molti anni, è che effettivamente le aree protette hanno dato dei grossi risultati su vari fronti. Abbiamo sentito varie relazioni che poi entravano nel merito, quindi diciamo non voglio tediarvi, dato che a me piacciono gli uccelli, vi mostro questa cravatta, non so se da laggiù si vede, comunque sono due cigni minori che sono il simbolo di un'associazione inglese che ha esattamente la mia età, cioè 70 anni, nata nel 1946. La cosa interessante, dal mio punto di vista si capisce, è che proprio nel 2016, come una specie di segno divino, all'isola della Cona, bisogna dire che sono animali rarissimi nel Mediterraneo, perché provengono dall'estremo nord, dalla Siberia, eccetera, sono capitati due soggetti appartenenti a questa specie che da circa 10-15 anni hanno anche cominciato a svernare nella zona mediterranea della Camargue. Per quale motivo questo fenomeno con circa 200 esemplari? La domanda che uno può porsi è come mai questo non avvenga anche da noi. Beh, noi una dimostrazione l'abbiamo avuta. Uno di questi due soggetti che vedete volare è stato dopo pochi giorni recuperato debilitato e dalle analisi risulta che aveva mangiato pallini e si era avvelenato di saturnismo. Quindi diciamo che c'è ancora da lavorare, perlomeno possiamo dire che non era stato impallinato direttamente, che è già, dico io, un grosso successo. Ecco, la storia della nostra riserva è antica, l'idea nasce già nel 1971, il collega Franco Musi assieme a mio fratello Franco, che poi recentemente è stato anche direttore del Parco Nazionale dei Sibilini, hanno scritto un articolo ipotizzando la creazione di quest'area protetta e io all'epoca, ovviamente molto giovane, avevo cominciato a disegnare qualcosa sulle ipotesi anche di rinaturalizzazione, che poi sono state più o meno realizzate. Questa è la zona della laguna, vedete segnata l'area della foce dell'Isonzo, non sto a elencarvi i successi e via dicendo, anche appunto per farla breve, ma guardando anche semplicemente sta carta emerge che manca qualcosa e manca al centro. Io voglio solo lanciare questo messaggio: è possibile trasformare un paio di posti di lavoro che attualmente sono legati a attività venatoria intensiva in posti di lavoro legati alla conservazione in questa zona cruciale della regione? Capisco che è fondamentale discutere del piano di gestione che chi vivrà vedrà, però queste sono cose molto concrete che si potrebbero fare in linea teorica domani. Qui vedete alcuni interventi di rinaturalizzazione su una cinquantina di ettari attorno all'attuale centro visite dell'isola della Cona. Interventi che sono in parte stati realizzati addirittura prima della legge 42, però ci tengo a sottolineare che senza la legge 42 i successi raggiunti successivamente mai avrebbero potuto essere acquisiti. Qui vedete un po' di immagini della trasformazione dell'ambiente. Devo dire che nella mia esperienza personale ho sempre cercato di coinvolgere le persone, quindi il principio che io ho definito della contaminazione col mondo venatorio
col mondo degli agricoltori, però vi devo dire la verità, comincio a essere un po' stufo. Tutti mi dicono, guardi, io sono un appassionato di natura, lei non può credere, ho una figlia di 5 anni, bisogna assolutamente che la porti a vedere questi posti. Dopodiché, quando si tratta di scale, o anche, a volte neanche quello, purtroppo i punti di vista sono diametralmente opposti. Comunque, grazie alla 42, per esempio, un intervento come questo che vedete, su ex campi coltivati, è stato fatto, quindi se vuol, se Paul, o come direbbe Obama, yes, we can. Architettura del paesaggio, perché mi pare di capire, da qualche segnale, che la parola paesaggio è diventata pregnante negli ultimi tempi a livello regionale. Siamo passati da un paesaggio agricolo desertico e vi segnalo come molti agricoltori ci abbiano scippato il concetto di biodiversità, che adesso è legato a un discorso di tipo gastronomico, culinario più che altro. Vogliamo riprendercelo? Sarà possibile? Dubito. Ecco, questi sono gli interventi in alto a sinistra, in una zona particolare visibile dalla marinetta, in basso a destra la situazione grosso modo attuale. Mi pare un bel paesaggio, cioè io personalmente me lo godo, non so voi, voglio dire. Andiamo avanti. E qui altrettanto gli interventi più recenti, grazie a finanziamenti regionali e comunitari, fatti attorno all'attuale centro visita. Devo dire che mi ha stupito molto in tempi recenti sentire qualche ambientalista nelle sale del centro visite criticare l'esistenza di un centro visite. Cioè questa è una cosa che mi ha lasciato senza parole e anche, come forse sentite, senza fiato. Sì. Ecco, un paio di concetti fondamentali. Il concetto di giardino zoologico al contrario, dove i visitatori sono in qualche maniera in gabbia. Questo è possibile se si organizzano bene le zone e quindi i livelli di disturbo che Matteo Giraldi auspica essere bassi si possono ottenere anche in zone molto frequentate da esseri umani. La macchina del tempo, nel senso che tornano spontaneamente specie che si davano per estinte. Il paesaggio animato, che è un concetto che va al di là del paesaggio e basta, no? Cioè un paesaggio che cambia perché ci sono degli animali che si muovono, che sono liberi di muoversi. E infine, fondamentale però, la zonizzazione, che è uno dei concetti inseriti dalla legge 42. Quindi un'area tipo RP, attorno al centro visite, dove si fa quel che si può per soddisfare anche le esigenze di tanti visitatori paganti in questo caso. E poi altre aree a livello di tutela crescente, no? Partendo dal concetto che i visitatori Homo sapiens dicono di amare la solitudine e di voler camminare nel silenzio, ma dicono il falso. Loro vorrebbero un posto dove lasciare la macchina a 10 metri e concentrarsi possibilmente lì e osservare il paesaggio da una vetrata, cosa più o meno che abbiamo fatto all'Isola della Conna. Quindi anche qui vedete dei risultati, sono le gru che stanno ritornando numerose, vai avanti. I confini della riserva naturale e dell'ambito di tutela, cioè dell'ambito della sito Natura 2000, che dico io purtroppo non coincidono esattamente, cosa che crea anche di recente qualche problema pratico, per esempio alcuni tagli che sono in atto in questi giorni e che io auspico la Regione in qualche maniera riesca,
non voglio dire a bloccare del tutto, ma perlomeno a limitare nei possibili danni. Ecco, è importante sottolineare questi aspetti perché all'interno della zona attrezzata che tutti conoscono come la Come, e pochi usano l'espressione che sarebbe più corretta, riserva naturale della foce dell'Isonzo, abbiamo attualmente una affluenza che è dell'ordine, verificati i dati recentissimamente, 2016, di 20.000 visitatori che pagano un biglietto, il che vuol dire 4 volte la rendita media della stessa superficie coltivata per mais, soia o amenità del genere. Beh, questo è un messaggio che secondo me bisognerebbe riportare. Perché non poter riprodurre questo esperimento anche altrove? È una domanda retorica, si capisce. Concludo, anche perché me ne sto occupando proprio in questi giorni, tra le tantissime specie che tendono a rimettere il naso o il becco nella riserva naturale, ce n'è una che è in fortissimo aumento nel vicino est o nord-est dell'Europa e che ha smesso di riprodursi in Italia nel 1957, mi pare di ricordare. Questa è una foto dell'amico Dentesani, si tratta dell'aquila di mare, ma mi interessava mostrarvi l'immagine successiva che è stata scattata da Silvano Candotto non più tardi di ieri mattina, che dà l'idea che se si vuole si può fare.